Allora, buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere venuti qua in tantissimi, davvero un pubblico molto numeroso, questo è il motivo anche per cui abbiamo un po' di ritardo, ma cerchiamo di rimediare subito. Io sono Paolo Gervasio, ricercatore della Scuola Normale Superiore e stasera ho il compito di introdurre questo incontro e la proiezione del documentario 12 dicembre, sul quale di volta in volta chi interverrà darà tutte le indicazioni per raccontarne la storia, la realizzazione, la contestualizzazione storica, quindi io non mi dilungo, non parlerò molto, sono solo molto contento della realizzazione di questo incontro. Ringrazio Simonetta Della Croce, Antonio Capellupo, Alberto Gabrielli del Cinema Arsenale che l'hanno reso possibile, ma anche Andrea Vescio e Gabriele De Luca dell'Associazione The Thing che hanno collaborato all'ideazione dell'evento. Ringrazio naturalmente tutti gli ospiti che magari presenterò di volta in volta e intanto darò la parola a coloro, diciamo, che hanno messo in moto l'incontro di questa sera, la proiezione di questa sera, che sono Karl-Heinz Delvaux e Fabian Kunz. Karl-Heinz Delvaux è il direttore editoriale della casa editrice Laica di Amburgo, Fabian Kunz è un collaboratore e un ricercatore dell'Università di Amburgo, e ad Amburgo è avvenuto appunto questo sorprendente ritrovamento di una versione integrale del documentario 12 dicembre girato da Pierpaolo Pasolini e ideato in collaborazione con Lotta Continua dopo i fatti di Piazza Fontana, un ritrovamento di una versione integrale appunto che va a aggiungersi alle versioni più brevi che erano circolate fino al momento di questo ritrovamento e dell'edizione che ne ha fatto appunto la casa editrice Laica in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Ma di questo appunto ci parlerà Fabian e ci spiegherà un po' questa storia avventurosa che è alla base dell'incontro di questa sera. Grazie ancora. Grazie Paolo e grazie all'Arsenale di aver reso possibile questo incontro, e poi vorrei veramente ringraziare voi di essere venuti così numerosi malgrado la pioggia eccetera eccetera. Questo forse lo posso proprio dire come un piccolo aneddoto, ci ricorda, cioè il fatto che voi siete così numerosi ci ricorda a me Karl-Heinz la volta in cui per la prima volta è stato proiettato 12 dicembre nella versione restaurata ad Amburgo, in un cinema un po' più grande di questo, che era totalmente pieno, insomma, non ce l'aspettavamo assolutamente, ed era la prima volta in cui veniva proiettato questo film, ed era un fatto per noi totalmente sorprendente perché, come vedrete, probabilmente tanti di voi lo sanno già, questo film tratta di temi storici abbastanza specifici, che possono essere, immagino qui a Pisa, abbastanza noti, forse scontati, ma non lo sono nella Germania del Nord, insomma, sui confini della Scandinavia. E questo fatto, a parte ovviamente il grande richiamo del nome di Pierpaolo Pasolini, a noi c'è sempre anche parso un piccolo segno, un sintomo del fatto che questo film forse trascende la dimensione soltanto documentaristica, cioè trascende il fatto della narrazione trascende il fatto di documentare soltanto dei referenti storici specifici, e forse di questo avremo anche modo di parlare brevemente. Insomma, cosa ci può dire il film anche al di là della documentazione storica specifica. Ecco, questa proiezione qui stasera a Pisa è la seconda in Italia che avviene. La prima è stata l'anteprima nazionale avvenuta a Bologna nel giugno-luglio forse del 2015, e credo di poter parlare a nome dell'editore qui presente. Siamo ovviamente molto contenti di poterlo fare qui insieme a voi anche. Io non dirò tantissimo perché sono io stesso molto ansioso di sentire le integrazioni interessanti che sicuramente faranno la professoressa Benedetti per quanto riguarda Pasolini, cioè la collocazione del film all'interno della filmografia di Pasolini, se veramente lo si può collocare così pacificamente all'interno di questa filmografia. Come vedrete o sentirete è una questione abbastanza spinosa,
e poi sentiremo anche delle integrazioni sul contesto storico preciso di cui questo film tratta. Prima di passare la parola a loro e anche al giornalista qui con noi, vorrei presentarvi e interagire brevemente con Karl-Heinz Delvaux, che presento io perché per un piccolo problema linguistico non lo può fare lui stesso. Karl-Heinz è, come Paolo l'ha già ricordato, editore, è anche noto in Germania come un attivista politico, lo è stato in quanto parte della RAF, ha fatto parte della lotta armata, è stato anche in prigione per 20 anni per questa sua attività. È rimasto un attivista politico, lo è rimasto attraverso il suo lavoro di regista di documentari e lo è soprattutto rimasto in quanto fondatore, poi editore, fondatore della casa editrice di cui Paolo ha già parlato, Laika, tra l'altro il nome derivato ovviamente dal primo cane che è stato proiettato nello spazio, e lui mi racconta sempre questo dettaglio abbastanza bello. L'idea è venuta perché gli sembrava che questo cane, Laika, fosse una sorta di condensazione metaforica di quello che è stato la sinistra, almeno in Germania negli anni 70, cioè un grande progetto, un lancio nello spazio, ma il cane poi non è mai tornato a terra, quindi non ha fruttato niente. Ecco, Karl-Heinz quindi ha fondato questa casa editrice nel 2010 e lo ha fatto con una bellissima collana che si chiama Bibliothek des Widerstands, la biblioteca della resistenza, di cui qui ho il 32esimo tomo, è proprio il caso di dirlo perché è pesante, che raccoglie vari materiali sulla storia della lotta di classe e della guerra civile in Italia negli anni 60 e primi anni 70. In questo tomo trovate anche appunto la prima versione restaurata di 12 dicembre di Lotta Continua di Pierpaolo Pasolini. Paolo ha detto brevemente che c'è una storia abbastanza rocambolesca, insomma, dietro il ritrovamento di questo film. Ora forse così avventurosa non è, però lo stesso. Il film, come forse alcuni sanno, è stato proiettato per la prima volta nel 1972 alla Berlinale, e questo nella una categoria ancillare, minore, insomma, dei film di registi emergenti. È stato proiettato in contemporanea ai Canterbury Tales di Pasolini, e ovviamente mentre quelli hanno vinto, insomma, sono stati abbastanza noti, in seguito questo film è passato piuttosto inosservato, almeno se ne sono un po' perse le tracce in seguito. In Italia, come prima ne avevamo brevemente parlato, questo film non è potuto essere mostrato in sale ufficiali, è stato circolato semiclandestinamente nei circoli d'ottobre di Lotta Continua. Poi negli anni 90 se ne sono avute delle edizioni sempre mutilate in formato VHS, poi anche DVD, che però di questo film presentavano soltanto un taglio abbastanza drastico, 40 minuti dei 104 minuti originali che stasera dovete sopportare. Se ne sono quindi perso le tracce di questo film, e seguendo le indicazioni, la grande collaboratrice di Karl-Heinz, Gabriella Angeletto, che purtroppo stasera non poteva essere con noi, si era accanito, insomma, su questo film, voleva proprio trovarlo, e seguendo le indicazioni che ha ricevuto dall'allora direttore della Berlinale nella suddetta categoria minore, Ulrich Gregor, ha potuto rintracciare questo film proprio in un archivio cinematografico ad Amburgo, quindi era in qualche modo destino che questo film venisse poi anche pubblicato da Laika. Ecco, questo direi in quanto alle premesse, non sto
a insistere più di tanto. Vorrei a questo punto girare in fondo subito la parola a Karl-Heinz per fargli forse per primo dire quello che è stato per lui il senso dell'operazione della riedizione di questo film, cioè cosa ha significato per lui come editore, tra l'altro in Germania, la pubblicazione appunto di 12 dicembre. Also was bedeutet für dich heute dieser Film und was hat es für dich bedeutet als Verleger, diesen Film wieder zu restaurieren und zu veröffentlichen? Ja, einen schönen guten Abend auch meinerseits. Ich entschuldige mich, ich kann leider kein Italienisch sprechen, obwohl ich vor 18 Jahren für 4 Monate in Pisa war und 4 Monate die Sprachschule besucht habe. Aber ein wenig verstehe ich noch, aber zur Artikulation bin ich nicht in der Lage. Ich würde noch gerne, bevor ich auf die Frage komme, eine kleine Anekdote erzählen. Also Fabienne hat ja sehr schön erzählt, was wir mit dem Namen Leica verbinden, aber ich muss gestehen, die Idee für Leica kam aus Italien. Wir hatten damals eine Freundin aus Mailand bei uns in Hamburg zu Besuch, Ada Negroni. Sie gehörte zu den Roten Brigaden, zur Kolonne Walter Alasia, und sie hat meine verzweifelten Versuche gesehen, über mehrere Tage einen Namen zu finden, mit dem man den Verlag benennen kann. Und alles, was ich mir ausgesucht habe, ist bereits vergeben gewesen. Sie wissen selber, wenn man einen Namen hat, man muss ihn auch im Internet anmelden können, sonst funktioniert das nicht. Und nach 3 oder 4 Tagen, wo sie gemerkt hat, ich finde einfach nichts, hat sie zu mir gesagt, also wie wäre es denn, wenn du den Verlag einfach Leica nennst? Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt, ich war gleich Feuer und Flamme und habe gesagt, das machen wir, das ist wunderbar. Und nachdem wir den Namen genannt haben, hat sie mir dann 14 Tage später gesagt, ach übrigens, unsere kleine kommunistische Gruppe in Mailand heißt so. Allora, cerco di tradurre. Intanto Karl-Heinz si scusa con tutti voi di non intervenire in italiano, ha detto che 18 anni fa comunque ha fatto un corso di lingua qui a Pisa. Voleva integrare o fare una piccola precisione per quanto riguarda il nome, perché io l'ho spacciato per inventore di questo nome, ma non è vero, perché ricordava che è stato proprio una compagna di lotta, per così dire, una brigatista da cui è stato ospite a Milano, che gli aveva suggerito, dopo aver visto che Karl-Heinz proprio si dannava per cercare un nome per la casa editrice, avergli suggerito poi il nome di Leica. E Karl-Heinz era contentissimo perché dopo aver passato giorni e giorni di ricerca, insomma, per un nome, anche cercando in qualche modo doveva ovviamente iscrivere questo nome così nell'albo dei progetti, tutti i suoi tentativi erano già in qualche modo usati, ha trovato questo nome, era contentissimo averlo trovato, e un giorno dopo avere deciso di averlo preso, la sua compagna gli ha detto: ah, ma tra l'altro ti volevo dire, il nostro circolo si chiama Leica, quindi anche questo nome non era poi così tanto originale. Um jetzt auf die Frage zurückzukommen, mit unserer Bibliothek des Widerstands wollen wir an Geschichte erinnern, und wir wollen diese Geschichte, und zwar Geschichte ab Mitte der 60er Jahre, für heute wiedererkennbar machen, und zwar nach Möglichkeit so, dass ein großes Moment an Authentizität da ist. Dazu schienen uns, als wir diesen Verlag gegründet haben, die Filme sehr bedeutsam, weil die Filme geben in der Kleidung, in der Kultur, in der Musik, in der Bewegung der Menschen, aber auch in ihrer Sprache sehr gut die Zeit von damals wieder. L'idea di fondo, cerco di stringere, della collana, appunto, della Biblioteca della Resistenza era quella di riuscire a riprodurre un massimo di fedeltà documentaristica, cioè riprodurre proprio un'epoca storica, ovviamente controversa, con un massimo di fedeltà, e per questo sembrava loro molto importante anche la parte della documentazione filmica proprio, che permette appunto di vedere tutta una parte che nei documenti scritti magari va perduta, mettete tramite il modo in cui la gente si veste, il modo in cui si comporta, l'atteggiamento, eccetera, eccetera. Quindi questa era l'idea di fondo della Biblioteca della Resistenza. Und sowohl der Film 12 Dicembre als auch generell die Person Pasolini ist für uns sehr geeignet,
nicht nur an die Geschichte zu erinnern, sondern wir glauben, dass darin auch ein großes Moment von Aktualität zu finden ist. In generale tutti i libri della Biblioteca della Resistenza, ma lui dice nello specifico la pubblicazione in cui c'entra la figura e il lavoro di Pierpaolo Pasolini sono per loro delle possibilità di proporre a un pubblico di lettori anche dei temi che non rimangono in qualche modo confinati in un angolo storico di interesse soltanto appunto remoto e staccato da noi, ma devono in qualche modo avere un potenziale di attualizzazione e come diceva Karl-Heinz, proprio un film come 12 dicembre ha un grande potenziale di attualizzazione. Sie werden das gleich sehen, wenn Sie den Film betrachtet haben. Dieser Film hilft, natürlich ist eine wahnsinnig gute Erinnerung oder man kann mit diesem Film einen historischen Blick auf die 60er und 70er Jahre eröffnen. Da un lato, come vedrete tutti, dice Karl-Heinz, questo film appunto apre una prospettiva sugli anni 70, ci permette di rivivere questo decennio, insomma, degli anni di piombo. Zeigt Ihnen ein großes Arbeiterkollektiv und Arbeiterkollektive auf der Straße sind. Zeigt Ihnen aber auch die Radikalisierung der Jugend und insbesondere der Mittelschicht. Und wenn Sie diesen Film sehen, der Film endet damit, dass er zum bewaffneten Kampf aufruft. Und das ist abgeleitet und das ist auch begründet und deswegen ist dieser Film in einer historischen Sicht auch wichtig gegenüber, ich sage es mal wirklich radikal, so allen verdummenden Interpretationen über die Militanz und den bewaffneten Kampf in den 60er und 70er Jahren. Er ist begründet gewesen und er war abgeleitet. E sempre per quanto riguarda la prospettiva storica, dice Karl-Heinz, un film importantissimo perché ci fa vedere alcune cose che forse oggi non sono più semplicemente con semplicità comprensibili, come ad esempio il senso del collettivo, la progressiva militarizzazione anche del collettivo che si impegnava e che lottava. Come vedrete nel film c'è una scena conclusiva in cui vediamo insomma, degli attivisti di lotta continua anche in qualche modo a sollecitare la lotta armata. Ecco, e l'importanza di questo film consta anche nel fatto, dice Karl-Heinz, nello spiegare con ragioni storiche plausibili questo passaggio alla lotta armata, quindi senza una decontestualizzazione cretina, come lui dice, come oggi spesso avviene, cioè non con modelli di spiegazione facili e demagogici, ma cerca proprio, ci dà la possibilità di capire in qualche modo nel contesto e in tutta la complessità delle ragioni questo problema della lotta armata. Der Film wirft aber auch, lässt auch eine andere Sicht zu. Er wirft auch Fragen auf, die heute sehr aktuell sind. Er wirft zum Beispiel die Frage auf, wo sind diese Kollektive geblieben? Sie sind weg, die Arbeiterklasse ist weg, die Vertreter der militanten Organisationen sind nicht mehr aktiv. Was ist passiert in dieser Zeit? Dall'altro lato questo film ci confronta con alcune domande urgenti, cioè dove è sparito questo collettivo, questo senso del collettivo, cosa ne è venuta della classe operaia, cosa ne è venuta appunto del senso della lotta anche fra i giovani, cioè in brevi termini, come l'ha detto lui, cosa è successo nel frattempo. 1975 spricht Pasolini davon, dass wir, Zitat, alle in Gefahr sind. Und meint damit, dass der Konsum der einzige existenzielle Akt ist, der den Menschen noch bleiben soll, während er gleichzeitig der Akt ist, der den Menschen zum Anhängsel einer ökonomischen Welt degradiert. Citando Pasolini, nel 1975, alcuni di voi conosceranno questo
questa affermazione. Pasolini dice siamo tutti in pericolo, cosa intende con questo? Cioè, sono le parole della cosiddetta ultima intervista di Pasolini, rilasciata poche ore della sua morte. Cosa intende con questo grido d'allarme, con questo appello? Karl-Heinz dice, è in qualche modo stata appunto una domanda urgente che ci poneva di fronte al fatto che il consumo, come Pasolini dice in tantissimi altri suoi saggi e scritti, il consumo sta diventando l'unico atto esistenziale attraverso noi ci definiamo ancora come esseri umani. Wir sehen heute, vor der Auflösung der Kollektive stand die Auflösung der sozialen Werte, auf denen sie sich organisierten. Und insoweit kann man der Diagnose von Pasolini zustimmen, dass die Konsumwelt auch als Konsumfaschismus zu bezeichnen ist, deren Auswirkungen, wie er sagt, schlimmer sind als die des alten Faschismus, der zwar die äußere Welt zertrümmerte, aber den Menschen aus sich heraus noch nicht so widerstandsunfähig, so individualisiert, so ortlos und wurzellos gemacht hat wie heute. La diagnosi di Pierpaolo Pasolini, dice Karl-Heinz, dal suo punto di vista è perfettamente condivisibile, in quanto oggi vediamo che la società del consumo ha completamente distrutto quello che sono gli assetti assiologici, gli assetti di valore sociali, sostituendoli con altrettanti valori appunto di consumo, vuoti, c'è un vuoto, un grande vuoto. Dice però anche Karl-Heinz, parlando penso adesso da una prospettiva odierna, dico penso perché ne abbiamo parlato prima, non è ancora riuscita questa cultura del consumo a distruggere l'essere umano come una sorta di ultima frontiera, cioè l'ultima cosa che in qualche modo rimane è la possibilità dell'essere umano a opporre resistenza a questa cultura del consumo. Wir müssen heute konstatieren, dass der Kapitalismus gesiegt hat, und er hat darin gesiegt, dass er die ökonomische Rationalität zum alles entscheidenden Kriterium der gesellschaftlichen Entwicklung gemacht hat. Die großen Gegenentwürfe, die zuerst aus der Oktoberrevolution gekommen sind, diese Gegengesellschaften, die auch so etwas waren wie ein Gegensouverän, die sind verschwunden, als wären sie nie da gewesen. Non ci sono più oggi dei grandi progetti di Gegengesellschaft, cioè di controsocietà, delle società alternative, quelle che sono in qualche modo nate dalle grandi rivoluzioni come la rivoluzione d'ottobre, sono svanite, e questo è un dato di fatto, lui dice, in questo senso appunto non c'è possibilità di riscatto. Wir sind in ein Leben gestellt, in der alles kapitalisiert wird, und diese Kapitalisierung scheint vor nichts Halt zu machen, und es scheint keinen Bereich zu geben, den sie nicht erfasst. Ich würde hier gerne auf ein Buch aufmerksam machen von einem amerikanischen Autor, Jonathan Grary, in Deutsch 24/7 oder 24/7, Schlaflos im Kapitalismus. Es zeigt auf, dieses Buch, anhand von amerikanischen Militärstrategien, die in der Beobachtung, nachdem die Naturwissenschaft einen Vogel gefunden hat, der 7 Tage ohne Schlaf auskommt, sind sie auf die Idee gekommen, das zu erforschen, weil sie glauben, sie könnten daraus etwas konstruieren, das in der ersten Stelle Soldaten 24 Stunden ohne Schlaf auskommen. Es gibt aber auch schon die Idee darüber, was es für eine schöne Welt wäre, wenn Arbeiter 100 Stunden ohne Unterbrechung arbeiten könnten, und man verspricht natürlich danach, diese ganzen Sachen werden immer vermittelt damit, dass man sagt, es gibt danach eine große Freiheit, aber wir alle wissen, es gibt kein Versprechen des Kapitalismus, das eingehalten wird. Das ist in der Logik des Systems, dass jedes Versprechen, das gemacht wird, gebrochen wird und zum Schaden der Menschen ist. Il capitale ormai ha conquistato tutto, non c'è più un lembo in qualche modo di vita che non sia stato in qualche modo conquistato dal degradante regime del capitale.
Karl-Heinz a questo punto rinvia a uno studio molto interessante di un americano che si chiama Jonathan Drary, intitolato, penso anche in italiano, 24/7, il capitalismo all'assalto del sonno, che indaga su alcune ricerche che sono state fatte da scienziati militari, basandosi su rilievi ornitologici. Hanno indagato sulla capacità dell'uccello di stare senza sonno, cercando di far fruttare questo anche per l'uomo. Qual è ovviamente lo scopo ultimo? È quello di fare di noi delle macchine capaci di produrre 24 ore su 24. Ecco. Indagando oltre si sente che dalla parte del capitale si pretende che questo sarà semplicemente una sorta di utopia, sarà un mondo molto bello perché potremo lavorare tanto e poi dopo rilassarci, ma come dice Karl-Heinz, il capitalismo non ha mai mantenuto nessuna promessa che ha emesso, e sicuramente se accetteremo anche questa idea qui, finiremo appunto come soltanto delle macchine, senza più uno spazio di libertà e di vita avulso appunto, da questa dittatura della produzione. Ich möchte kein Horrorszenario an die Wand malen, aber es ist einfach wichtig und das müssen wir illusionslos feststellen. Und das werden wir dann gleich auch an diesem Film sehen, gegenüber diesen alten Kollektiven. Wir sind inzwischen alle individualisiert, wir sind alleine gestellt, wir sind im großen Sinne auch machtlos, wir haben unsere Gegenkultur verloren und wir werden in diesem System auch untergehen, wenn es uns nicht gelingt, es zum Stillstand zu bringen und wie Agamben sagt und wie ich meine richtig sagt, er meint, wir müssen es zum Kollabieren bringen. Damit möchte ich schließen. Allora, per concludere, non vuole assolutamente tracciare qui uno scenario distopico, uno scenario deprimente, però anche prendendo spunto da questo film, Karl-Heinz vuole ricordare il fatto che non c'è modo di sbagliarsi. In questo momento appunto non esistono alternative sociali in qualche modo a portata di mano, e l'unica possibilità che abbiamo in qualche modo a salvarci ancora in qualche modo nel futuro è, e questa è la parola d'ordine che in qualche modo vi propone, su cui ha concluso, è accettare il fatto che l'unica possibilità è proprio interrompere la continuità, cioè quindi la necessità della rottura del trauma. Questo lui dice che è in qualche modo il coraggio che lui attinge da un film come 12 dicembre, e su questo conclude, e passiamo la parola agli altri discussant. Grazie Fabio, grazie Karl-Heinz per questa introduzione anche così agonistica, diciamo, e passo la parola immediatamente al professor Michele Battini dell'Università di Pisa, che ci aiuterà insomma ad aggiungere elementi di lettura per questo film. Non ci può essere niente di scontato a leggere e a rivedere questo film, a vedere e a rivedere questo film. Chi lo vede per la prima volta, e qui ci sono sicuramente tantissime persone molto più giovani che lo vedono per la prima volta, può farsi una percezione che chi allora lo ha visto, io l'ho visto 44 anni fa e non l'ho più rivisto, sicuramente crede di aver maturato. La rivisitazione di questo film lo confermerà che tutte le idee che si era fatto su quel periodo in realtà erano idee che credeva fondate e possono essere tutte ridiscusse. E in questo senso ringrazio davvero Fabian Kunz e Karl-Heinz Delvold di avermi inviato questa copia, perché è stato per me un effetto salutare di spaesamento. Nel film entro subito nel testo e svolgo due riflessioni rispetto al rapporto fra testo e il contesto storico di cui si parla.
Nel film si possono leggere sostanzialmente due lunghe serie narrative, ma anche due registri narrativi. Uno dei problemi, su questo sentiremo il parere di altri molto più competenti di me, è capire quali sono le scene che appartengono a Pierpaolo Pasolini, girate da Pierpaolo Pasolini, tranne pochi indizi, come una voce, la sua voce che si sente in alcuni momenti, e quelle che appartengono a chi. Ecco, qui è il momento di fare il nome di uno dei principali autori, anzi il secondo autore, anzi forse il primo autore rispetto a Pasolini. Il nome apparirà subito nel titolo, è un regista pisano, un artista pisano, Bonfanti, che è sicuramente il vero protagonista dell'invenzione di questo progetto. Soprattutto la sua cifra si riconosce in una delle due lunghe serie narrative di cui parlerò. Allora, prima serie, la prima parte del film è sulla strage di Piazza Fontana, sulla morte di Primo Pinelli nella questura di Milano tra il 15, la notte di dicembre del 15, fra il 15 e il 16 dicembre 1969. La seconda serie è una sorta di viaggio politico-antropologico nei luoghi paradigmatici di quello che è stato il più aspro conflitto, non direi una guerra civile, questo mi sembra non corretto come giudizio storico, sociale nel secondo Novecento in Italia, cioè il periodo tra il 67 e il 68, anche se si parte qui dal 69, ma è chiaro che la premessa sono le lotte operaie e sociali del biennio precedente. Ma anche l'ultimo, e qui c'è già una risposta ai problemi che venivano già evocati, perché è l'ultima stagione del movimento operaio e socialista non solo in Italia, comunista non solo in Italia, ma in tutta Europa. Dopo di quello c'è la deindustrializzazione e la distruzione del protagonista sociale di questo film, cioè la classe operaia. Questo è un punto chiave per capire anche il valore di questa testimonianza, su cui ritornerò. Però partiamo dalla prima serie narrativa. La prima serie narrativa è il caso di Pino Pinelli, il ferroviere anarchico ucciso, precipitato, io uso il termine ucciso, nella questura di Milano in quella notte. Ci sono le interviste a Paolucci, al tassista Rolandi, a uno dei 4 avventori del bar in cui Pinelli giocò la partita a carte prima di essere invitato a seguirlo in questura dal commissario Calabresi. C'è la testimonianza del dottor Fiorenzano, medico del pronto soccorso, che è un test cruciale per capire la dinamica della morte di Pinelli, il giornalista dell'unità Paolucci. E poi c'è una bellissima intervista a Alicia Rognini Pinelli, la moglie di Pinelli, e alla madre di Pinelli. Su questo fermate la vostra attenzione, perché in questa intervista si affermano alcune cose che poi Gemma Capra Calabresi ha smentito, che dice che Rognini Pinelli telefonò a casa del commissario Calabresi e chiedendo ragione di questo fermo di cui non si dava spiegazione. Tra l'altro negli sviluppi successivi questa storia è stata riattivata 20 anni dopo, nel 1988, come voi ben sapete. Alicia Rognini Pinelli fu incolpata di aver danneggiato Calabresi, in questo senso che la campagna contro Calabresi sarebbe stata motivata anche dall'immagine che a partire da questa testimonianza sarebbe stata data del commissario. Qual è lo scopo del film? È opporre una sorta, in questa prima parte, di controverità alla verità che allora si diceva di Stato sulla strage. La verità di Stato qual era? Era sostanzialmente, molto concisamente, che quella strage, la prima grande strage nell'Italia del dopoguerra, uno shock politico inaudito, sarebbe stata l'approdo coerente di una serie di attentati anarchici praticati dagli anarchici, da gruppi anarchici a partire del 1969, in particolare quello alla Fiera di Milano il 25 aprile e poi seguiti a Roma l'8 agosto e così. Perché Pinelli? Perché Pinelli, essendo ferroviere, avrebbe funzionato da anello di collegamento fra gruppi anarchici romani infiltrati, tra l'altro già allora, Berlino, e i gruppi milanesi. Ma l'aspetto interessante è che Pinelli fu coinvolto sin dall'inizio, e questo il film lo spiega molto bene, non perché indagato, ma perché chiamato come testimone. Rimase come testimone, poi fermato, poi indagato 3 notti, solo nella notte del 15 fu formalizzata un'accusa contro di lui. Il film spiega
chiaramente, e evoca chiaramente, questo è straordinario, che alcune delle prove che dimostravano l'impossibilità che Pinelli fosse stato presente il 12 dicembre alla Banca dell'Agricoltura erano già chiare. La partita al bar, la discussione della 13ª, ve lo immaginate un attentatore che va a riscuotere la 13ª poco prima di andare a deporre una borsa e così. Alcune di queste testimonianze, fra l'altro, poi smentiscono anche la sentenza sulla natura della morte di Pinelli nel 1975. Quindi la verità di Stato sulla morte di Pinelli. Questo film è un documento, innanzitutto, voleva essere un documento contro la verità di Stato. La verità di Stato non solo sulla strage, ma anche sulla morte di Pinelli, perché la verità di Stato sulla morte di Pinelli, codificata dal commissario Allegra e poi dal questore Guida, era che, il questore Guida che aveva una lunga carriera iniziata a Ventotene come cancelliere degli esuli antifascisti, Pinelli sarebbe suicidato dopo che la missione di responsabilità di Valpreda era giunta da Roma. In realtà si trattava di quello che in tecnica poliziesca viene chiamato il saltafosso, un trucco degli inquirenti che avrebbe provocato la disperazione di Pinelli, che sarebbe gettato, eccetera, eccetera. La controverità, però, ecco qui la trappola. Non possiamo essere quelli di 44 anni fa e non possiamo ragionare con la controinformazione del 1972, che pur fu coraggiosa e meritoria, perché non c'è dubbio che se alcuni dati sono incontrovertibili, l'invenzione della pista anarchica fu voluta da Roma e fu perseguita, cercando di incastrare Pinelli in questa forma di progetto, con una persecuzione nei confronti di Pinelli che fu anche una tortura psicologica, per esempio l'assenza di sonno. Fu impedita per Pinelli di dormire per 3 notti. Altri dati inconvertibili, la menzogna su questa versione della morte che emerge dalle testimonianze concordate. In storia si deve sempre diffidare quando l'incrocio delle concordanze sembra confermare troppo bene una fonte. In realtà si devono incrociare le testimonianze, ma si deve stare attenti alle differenze. E chiaramente questa concordanza emerge come fittizia sin dalle testimonianze, in particolare quella del giornalista Palumbo e di altri, ma voglio arrivare alla conclusione. Il film suggerisce che ci sia stato da parte della polizia un omicidio. Ecco, su questo non è possibile in realtà oggi seriamente concludere in questo senso. Certo, è stata smentita anche la sentenza, direi penosa, di un giudice valoroso per altri aspetti come il giudice D'Ambrosio, che nel 1975 coniò la formula del malore attivo. Tra l'altro la testimonianza del medico qui dentro dimostra quanto sia ridicola questa formula. Però mi limito a dire che le ipotesi possono essere state tante. Sicuramente una delle testimonianze che in questo film si legge contro Calabresi è stata verificata come non giusta, cioè quando l'anarchico Vali-Tutti viene interrogato, Calabresi era ancora nella stanza quando Pinelli cade. No, questo è chiaro che Calabresi era uscito, noi sappiamo oggi, per andare dal commissario Allegra, riferire e preparare un nuovo trucco per incastrare Pinelli. Cito Sciascia e su questo chiudo, su questo aspetto, e poi passo all'ultima parte, alla conclusione. Pinelli non ha resistito alle torture morali e a futura memoria, e psicologiche si è buttato. Oppure non ha resistito alle torture fisiche e ha scelto un momento per buttarsi. Oppure non ha resistito alle torture morendo ed è stato buttato giù. Forse nessuna di queste 3 è vera e nessuno di noi potrà mai sapere cosa è accaduto quella notte. Possiamo sapere sicuramente cosa non è accaduto. Le successive sequenze invece, l'altro registro in cui si vede più la presenza dell'altro regista, il nome che ho evocato appunto quello di Giovanni Bonfanti, è una sorta di carrellata di immagini di lotte operaie popolari in cui il protagonista è la soggettività sociale, la parola operaia. Da questo punto di vista è scioccante pensare quanto fiducia si avesse oggi in questa forma di espressione delle soggettività. Trento, la lotta alla Ignis, la risposta operaia allo squadrismo fascista, Napoli, gli operai disoccupati, i bambini, qui probabilmente c'è una presenza. Questa esperienza, tra l'altro, è straordinaria perché ancora oggi l'esperienza dei maestri di strada ha radici in quelle
nella mensa dei bambini proletari di Nottesanta e così via. Carrare, i cavatori, sembra una presenza strana, ma qui Davide Guadagni, che è esperto di quelle terre, ci saprà dire di più, però in realtà la tradizione anarco-sindacalista fu importante come retroterra implicito dell'esperienza dell'operaismo dell'ora. E poi Reggio Calabria, sequenze scioccanti perché fa veramente scusate, il livello di scontro militare a cui era arrivata l'Italia ad allora, in nome di una dimenticazione che era quella del capoluogo di regione, ma che in realtà era l'espressione di un disagio profondissimo del Sud. Sono scene irlandesi nell'accezione delle scene in cui è protagonista la guerriglia dell'Ira. Ecco, tutte queste sono commentate da un gruppo di operai. Questo è l'aspetto interessante, importante su cui chiudo. Cioè c'è un gruppo di operai, che poi era il gruppo di dirigenti operai di lotta continua, da Pirelli, di Fiat, così, Parlanti, Gioia e così, che continuamente riappare e commenta queste scene. Cioè è una sorta di espressione visiva di quel progetto di riorganizzazione di una soggettività sociale collettiva in cui sono non gli intellettuali o il partito che dall'esterno porta coscienza e cultura, ma sono i soggetti sociali che crescono come protagonista politico collettivo. Questo era il progetto, cioè l'idea di farla finita con la forma partito e di pensare a un... tanto che poi si va avanti e dalla fabbrica le scene si allargano ai quartieri, la città, i contropoteri dal basso, quelle cose di cui... Ecco, Pasolini. Come ha potuto Pasolini, e con questo chiudo dando la parola veramente a Carla, incontrare questo progetto? Sì, forse si può usare la formula dell'incontro fra due neopopulismi, quello di lotta continua, dall'operaismo a una sorta di rivoluzionarismo sociale esteso, ma rimane, e in questo evidentemente, vedendo certe scene che evocano altre anche filmati di Pasolini, tutto questo può tornare, certo rimane il problema. Io ho trovato un brevissimo, e su questo chiudo, questa citazione, stralcio dal punto 43 di Petrolio, Lampi sull'Inx Communismus, comunismo di sinistra, cito: segue la storia delle rivolte del 68, che Pasolini nel testo non svolge, e del suo significato storico. Il tema quale può essere? È che forse il comunismo di sinistra ha rinnovato nella borghesia la paura del comunismo. E qui si torna a Pino Pinelli. Grazie professore, davvero ancora moltissimi spunti, e quindi su questo link passo la parola a Carla Benedetti, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università di Pisa, proprio perché noi, presentando il film, abbiamo scritto una sorta di versione politico-militante di Comizi d'amore. A questo punto è interessante capire se davvero l'ispirazione anche così narrativa, strutturale, può essere affiancata e in che modo può essere accostata al lavoro di Pasolini. Prego, grazie. Dunque, cosa c'è di Pasolini in questo film e perché Pasolini lo ha fatto avvicinandosi alla lotta continua e come si colloca rispetto agli altri film? Quest'ultima domanda. Io cercherò di rispondere a queste domande, ma mi piacerebbe farlo parlando del film, cioè partendo dai luoghi del film. Allora, la prima cosa da dire, molto informativa, il film uscì con la regia, la firma di Bonfanti, come sapete, semplicemente perché Pasolini non poté firmarlo, perché gli avvocati gli avevano detto che se l'avesse firmato sarebbe andato in carcere immediatamente. Del resto, in quell'anno Pasolini aveva fatto anche da direttore responsabile di lotta continua, per il quale si era preso 2 denunce. Poi sapete che Pasolini era continuamente sotto processo per cose varie. Quindi rimase nei titoli del film da un'idea di Pasolini. Però Pasolini sostiene, e anche Roberto Chiesi, che ha lavorato alla ricostruzione del film, lo scrive riportando anche una registrazione di un incontro tra Pasolini e gli studenti, sostiene che il film è suo, cioè che ci ha lavorato moltissimo, che ha girato il 60% delle scene, anche se ne avesse girate di meno. Il punto è un altro. Qui non funziona più la luce, vabbè.
mi sposto, mi prendo anche se diciamo avesse girato poche scene, e noi sappiamo però quali ha girato quelle le interviste alla vedova di Pinelli, alla madre, la scena del cimitero dove è sepolto Pinelli, ha girato molte delle interviste, quelle per esempio a Napoli, a Bagnoli, di cui vorrei parlare, poi anche alcuni a Carrara, nelle cave, e tra l'altro vorrei ricordare una cosa, che questo è l'unico film filmato in cui Pasolini riprende l'Italia degli anni 70. Non ce ne sono altri, semmai riprende l'Italia precedente, e riprende volti, riprende luoghi, i volti con il suo stile, cioè quell'intervista per esempio alla vedova di Pinelli è molto forte, è intensa, e soprattutto i volti che inquadra, anche quella del comunista Lodovichetti, che fu arrestato nel 1928, accusato, come poi sarebbe stato accusato più tardi Pinelli, di aver messo la bomba durante la fiera di Milano in piazzale Giulio Cesare, che fece molti morti. Tra l'altro, tra parentesi, la strategia della tensione è un format che va molto più indietro rispetto alla strage di Piazza Fontana, da cui di solito si fa incominciare. E nel film vediamo questa lunga intervista a Lodovichetti, e non solo questi due personaggi che ho nominato, ma anche molti altri che vediamo nel film intervistati, ci mostrano proprio dei volti di proletari pieni di dignità. E anche i luoghi sono molto interessanti in queste immagini che ci arrivano dell'Italia degli anni 70, li vedrete, non c'è bisogno di ricordarli. Ma comunque, anche se Pasolini ha girato soltanto il 60%, resta però un fatto, e lui lo dice, che lo ha montato lui, facendosi aiutare, però lo ha montato lui. Ora, il montaggio è importantissimo. Per questo film si è spesso evocato come analogo pasoliniano, che ha una cifra stilistica simile, i comizi d'amore, perché come in questo film Pasolini in quel film molto precedente viaggia per l'Italia da sud a nord, qui da nord a sud, a intervistare gente comune. Anche qui si ripete qualcosa del genere, l'intervista, l'idea dell'intervista, dello spostamento nel paese è sua. Ma vi dicevo che il montaggio è molto importante, e allora bisogna pensare anche a un'altra esperienza che Pasolini ha fatto qualche anno prima, cioè mi riferisco a La rabbia, che è un film in cui lui taglia e rimonta pellicole di documentari preesistenti, cioè presi da un cinegiornale, e è un esperimento di montaggio incredibile, assai interessante. Lì addirittura prende delle sequenze che non hanno nessun pregio da un punto di vista artistico, ma li monta in modo da ottenere un risultato importantissimo, forte, efficace, intenso. La stessa cosa può aver fatto anche con le sequenze di questo film. Sono stati girati 80.000 metri di pellicola, e quindi Pasolini ha in sede di montaggio selezionato, tagliato e montato, e in qui si vede la sua cifra. Tra l'altro lui, Pasolini, dice una cosa interessante, insomma non so se possiamo essere d'accordo, ma vedrete voi, sul cinema militante. Dice: il cinema militante era abbastanza mediocre. Uno dei suoi peccati era una certa settarietà,
che è un vizio del cinema politico italiano in generale. È un tipo di film autoritario in cui lo spettatore non può non essere d'accordo con quello che sta vedendo. Allora, dove si vede per esempio una cosa interessante in cui si può, nel film, in cui si può anche ritrovare questa cifra pasoliniana, questa sua avversione all'ideologia e al suo aspetto dogmatico. Tra l'altro, no vabbè, lo dico dopo quello, noterete nel film che c'è non una ma due manifestazioni. La prima è lunghissima a Milano, che viene inquadrata con una carrellata veloce in modo che quasi noi non vediamo i volti, vediamo gli striscioni, sentiamo gli slogan e ci fa vedere questa enorme massa di persone mobilitata per le strade. Ma poi ce n'è una seconda, girata a Bagnoli, e lì questa volta sono in scena dei volti. Pasolini li riprende a uno, molto ravvicinati. Ma sono bambini che sfilano quasi per gioco, cantando Bandiera Rossa e addirittura gridando lotta dura senza paura, con quel tono sorridente, giocoso. E in questo si può riconoscere anche qui, insomma, la mano di Pasolini, perché mentre i disoccupati e gli operai fanno discorsi rivendicativi, c'è questo sfondo giocoso del coro dei bambini. E a me questo appunto sembra che con questo Pasolini voglia contrapporre al discorso autoritario dell'ideologia la realtà con le sue datità brute, le sue datità lancinanti, come Pasolini li chiama, e anche con un momento sentimentale di gioia. Tra l'altro c'è anche la carrellata sul Dietersider, dove a un certo punto viene inquadrato, prima lo sentiamo fuori campo, questo rumore strano, e non capiamo da dove viene, un mugolio, poi viene inquadrato un sordomuto che cerca di rispondere alla domanda che Pasolini stesso in quel caso fa: quanti sono i disoccupati? E lui si esprime a gesti, in maniera anche forzata, straziata, però tiene la scena. Insomma, anche questa certo è una scelta forse molto probabilmente pasoliniana. Ovviamente si sa che ci furono dei contrasti tra Pasolini e gli altri di Lotta Continua, e anche Pasolini dovette arrivare a dei compromessi, alcune sequenze furono tolte, eccetera, insomma. Però ecco, mi sembra che in questo si possa riconoscere un timbro, un'impronta pasoliniana in questo film molto forte. Perché Pasolini si è avvicinato a Lotta Continua? Qui ho riportato una frase che Pasolini scrive nel 1970 parlando di Lotta Continua: mi sembrano quelli che nel fare politica danno il primo posto alla passione, al sentimento. E questa mi sembra la cosa più importante. Se ho qualche riserva su di loro è perché temo che anche nel loro gruppo si stia formando una specie di nuova ortodossia. Questo film è come se, diciamo, privilegiasse quell'aspetto della passione, mettendo un po' più sullo sfondo e tenendo a bada l'ideologia. Questa collaborazione tra Pasolini e Lotta Continua è stata anche interpretata come una sorta di riavvicinamento di Pasolini alla militanza politica, o addirittura ai movimenti, dopo che l'anno prima ebbe pubblicato quella famosa poesia Il PC ai giovani, e che ebbe tanta eco e che suscitò tanta reazione negativa nei movimenti stessi. Nel 1968 Pasolini era a Venezia
presentava il film Teorema e volle incontrarsi con gli studenti che avevano occupato Ca' Foscari, dove c'erano anche molti di lotta continua, anzi forse erano tutti, c'era anche Adriano Sofri, e fu insultato, denigrato. Allora, secondo alcuni, e questa è anche l'opinione di Sofri, che Pasolini in qualche modo ha cercato di un riavvicinamento. Dice Sofri, Pasolini aveva una voglia matta di essere riconosciuto dai ragazzi del 68, ma era troppo orgoglioso per poterlo chiedere esplicitamente. Non li avrebbe mai adulati, allora usò i suoi mezzi e ingaggiò come sempre un corpo a corpo, che era foriero poi di una riconciliazione. Ora, sì, si può anche leggere così, però io credo che non si possa parlare di riconciliazione, perché per parlare di riconciliazione bisogna che prima ci sia stata una separazione. Pasolini non si è mai allontanato dalla militanza. Se c'è un artista militante in quegli anni, più di tutti è proprio lui, che tra l'altro, ricordiamolo, di Piazza Fontana, di ciò che avveniva nello Stato, nella Prima Repubblica, e della svolta criminale presa dalla Prima Repubblica, è stato quello che ne ha, tra gli intellettuali italiani anche di sinistra, quello che ne ha parlato di più. Ricordate che alla strage di Piazza Fontana è dedicata la poesia Patmos, ma ritorna tante volte anche negli scritti usciti sul Corriere della Sera, in quel famoso scritto che si intitola Il romanzo delle stragi, che comincia con io so i nomi di chi ha messo la bomba, eccetera, eccetera. Poi ve ne leggo un pezzo perché volevo puntualizzare una cosa. E poi soprattutto ha visto con analisi lucidissima quello che stava succedendo al potere. Ma prima di parlare di questo, non so quanto tempo, interrompetemi voi perché non voglio parlare troppo. Ecco sì, nel film l'immagine del potere che ci arriva è molto semplificata, voglio dire questo. Sentirete un militante che a un certo punto dice è lo Stato italiano che è fascista, e come può lo Stato italiano mettere fuori legge il fascismo? Dovrebbe mettere prima di tutto fuori legge se stesso. E tra l'altro sì, è molto, molto interessante, molto acuta, quella consapevolezza che c'è nei militanti in quegli anni è molto superiore forse, non so, a quella che si può trovare oggi. Però, come dire, questo film ci trasmette l'idea di un potere monolitico, statale, clerico-fascista. E Pasolini in quegli anni, e poi poco dopo, incomincia a capire che qualcosa sta avvenendo, che non è proprio così, insomma, la fisionomia del potere. Cioè comincia a capire che anche il potere sta subendo o ha quasi già subito una mutazione. È molto nota la tesi di Pasolini sulla mutazione antropologica, ma ce n'è anche una parallela, legata, sulla mutazione del potere. Il potere che si sta sviluppando in Italia non è più quello statale e clerico fascista, ormai usa altri mezzi, altri metodi, quello della tolleranza repressiva, dell'omologazione, del consumismo, e soprattutto non è più statale, ma è multinazionale. Questa è tra l'altro una cosa importante che non si ricorda mai, ma di queste cose Pasolini, di questa mutazione del potere, parla in tanti testi. Uno è Calderón, di cui tra l'altro Adriano Sofri disse che non aveva nessuna rilevanza politica, e Pasolini gli risponde dicendo che forse i giovani di lotta continua sono stati limitati nella loro azione politica da questi due dati. Non hanno saputo o voluto individuare quanto di intimo li legasse al potere,
nel cui spazio sono nati e si sono educati conservandone molti caratteri. 2. Hanno pronunciato sul potere un a prioristico giudizio negativo di stupidità che poi è ricaduto sulla loro lotta. Una meditazione non demagogica su ciò che è realmente il potere sarebbe a questi giovani rivoluzionari molto utile anche per ciò che riguarda l'azione politica immediata. Quindi Pasolini, che in quegli anni evolve molto velocemente anche nelle sue analisi del potere, vede un potere che si rinnova, che non è più quello statale, clerico-fascista di cui si parla in questo film, ma è un potere che per rinnovarsi non esita a servirsi neppure del pensiero dell'opposizione coscista e addirittura anche del pensiero rivoluzionario. E questa poi è anche la ragione delle sue critiche al movimento del 68. Pasolini fu il primo in Italia a notare come le controculture giovanili erano state riassorbite dalla sottocultura al potere, come la chiama, e che la rivolta era stata codificata. Ora a noi tutto questo ci è diventato chiaro. Si sono scritti tanti libri, ne ricordo uno di due francesi, Boltanski e Chiappello, Il nuovo spirito del capitalismo, ma Pasolini aveva già capito che questo capitalismo poteva effettivamente recuperare le istanze della critica sociale e piegarle agli scopi della propria modernizzazione. Pasolini insiste molto negli ultimi anni, tanto che, soprattutto in Petrolio, tanto che addirittura in Petrolio, riguardo per esempio a questo cambiamento del potere da un potere statale clerico-fascista a uno diciamo tollerante e multinazionale, tanto che in Petrolio voleva inserire proprio nel mezzo del libro i discorsi di Eugenio Cefis, uno in particolare tenuto nel 1972 a Modena all'Accademia Militare, che si intitolava, il titolo è molto significativo, La mia patria si chiama multinazionale. Infine, andiamo. Infine, non so, un'altra cosa che nel film non c'è, ma che Pasolini poi dirà un anno dopo, riguardo alle stragi, che è una cosa importante. Anche qui del film la strage è una sola, cioè è quella del format, diciamo, che già il fascismo ha inaugurato nel 1928. Ma a un certo punto poi, dopo Piazza Fontana, succede qualcos'altro, ce ne sono altre di stragi, c'è quella dell'Italicus del 74, quella della Loggia di Brescia. Ebbene, Pasolini si accorge che non sono lo stesso tipo di stragi. E lo dice esplicitamente in tanti testi, lo dice in Petrolio, lo dice anche in quel testo che prima vi ricordavo, cioè il romanzo delle stragi, dove dice io so i nomi, eccetera, eccetera, di che hanno gestito io so i nomi che hanno gestito le tue differenti, anzi opposte fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974. Con Bologna Pasolini si riferisce all'Italicus che scoppiò prima, vicino a Bologna, non certamente a quella di Bologna successivo, quando era già morto. Quindi prima c'è una fase che addossa ai comunisti la colpa, poi c'è una fase in cui tutto è cambiata la strategia. Le bombe sono ormai fasciste, vengono attribuite ai fascisti, alla manovalanza fascista, e in questo Pasolini ha capito una cosa importantissima, che poi adesso forse è abbastanza evidente, gli storici la conoscono, però c'è stato un cambiamento di strategia fortissimo anche nell'ostracismo, a partire dalla Loggia, dalle bombe di Brescia e dell'Italicus. Quella strategia non funziona più, anche perché ormai è diventata scoperta. Ricordiamo che
non ci fu solo questo film, ma in quegli anni, in tutto il movimento, cominciò a circolare immediatamente, nello stesso, già nel 69, lo slogan Strage di Stato. Il libro Strage di Stato uscì addirittura nell'estate del 1970, quindi era impossibile continuare quella strategia e infatti poi di lì in poi furono arrestati dei fascisti. Però certamente, cioè, la strategia va verso invece che la strategia della tensione diventa la strategia cioè l'idea degli estremismi opposti, degli opposti estremismi. Comunque anche questo Pasolini va più in là rispetto a ciò che questo film ci riporta. E quindi con una visione appunto delle cose, della realtà italiana e del potere un po' più complessa. Grazie. Grazie, ringrazio moltissimo la professoressa Benedetti. Chiedo scusa, io ho il compito ingrato di applicare la tagliola e quindi chiedo a Davide Guadagni, giornalista, scrittore, che tutti conoscete, anche testimone del periodo di cui stiamo parlando, di accompagnarci verso la visione del film. Grazie. Tra 6 minuti tutto è finito. No, avevo visto, come dire, che il sonno mi stava... La nota risulterà stonata, però in un certo senso ne sono un po' contento. È da un po', e chi mi segue ne troverà presto ennesima traccia anche altrove, che sono affascinato dal concetto della profondità del tempo. Per capirci, se uno dice 1972, la prima cosa che viene da pensare è, a seconda di come siamo messi con l'età, perché è venuto al mondo molto dopo, e qui ne ho visti, diciamo, e sarei curioso di capire perché, un'altra era geologica. Per chi c'era da poco, allora sì che gli asili funzionavano, per chi come me aveva 20 anni, bene tempi. Già, ma com'era davvero il 1972? Esolo dai temi e dall'ambiente evocati da questo film e dai precedenti interventi e vi dirò che Bruno Arcari si confermò campione del mondo dell'Eventer Junior e Marino Basso diventò campione mondiale di ciclismo. Che a dirigere il Corriere c'era Giovanni Spadolini, che Nixon andò a giocare a ping pong in Cina, che a Sanremo vinse Nicola Di Bari con i giorni dell'arcobaleno, che Mario Tobino vinse il Campiello per le antiche scale. Che, visto che siamo al cinema, il film che incassò di più in Italia fu Ultimo tango a Parigi. L'Oscar lo vinse Il braccio violento della legge. A Cannes addirittura un ex equo per 2 italiani, La classe operaia va in paradiso e Il caso Mattei. A Venezia non vinse nessuno, che era stata abolita la gara per via di un casino, citato prima, che aveva combinato il terribile Lionello Massobrio nel 1968. E poi al cinema si poteva fumare, come del resto ovunque. La TV era in bianco e nero e aveva 2 canali, ma anche durante la severa tribuna politica tutti fumavano. Le nazionali costavano 180 lire, la benzina super 162 lire, un caffè e un quotidiano 70 lire, uno stipendio medio era di 150.000 lire. La popolazione mondiale era di 3 miliardi e 800.000 persone. Oggi siamo quasi il doppio. Era davvero tanto tempo fa. Comunque io avevo 20 anni e me ne occupavo d'altro. I 20 anni sono una stagione che ha riempito le pagine della letteratura, ma tra i molti ho deciso di concentrarmi su un poeta contemporaneo, Francesco Guccini, che ci ha consegnato gli immortali versi, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto chi lo sa,
a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età. Ecco, chi vi parla non faceva per nulla eccezione, anzi, ma avevo una carica importante, ero in carriera. Ero diventato da poco, succedendo al famoso Davide Bani, responsabile degli studenti medi di lotta continua a Pisa. Ora a voi sembrerà poco, ma a quel tempo era roba forte. Non so, come oggi vicepresidente dell'aeroporto. Bene, fiero della mia carica vengo chiamato a fare un intervento a margine di un importantissimo evento, la prima del film 12 dicembre al cinema Odeon. Mi preparo accuratamente e pieno di fogli e fogliettini mi presenta all'appuntamento con qualche anticipo. Lì vengo accolto dal compagno responsabile del finanziamento, che giusto appunto sta alla cassa e mi accoglie con un sorriso chiedendomi di pagare il biglietto. Ma come, penso io? Sono un dirigente rivoluzionario venuto qui a illuminare le masse e tu mi fai pagare il biglietto? Il problema però è che il mio interlocutore era quello che sarebbe poi diventato un celebre ristoratore, Giovanni Mori. Allora però lavorava alla Fiat di Marina e faceva l'operaio. L'operaio era una figura imbattibile nella gerarchia dell'epoca, un mito che aveva sempre ragione. Così pagai 800 lire, il prezzo che dovevo alla rivoluzione. Guardai il film, pensai che era molto mediocre, ma fui contento perché c'era Colonnata, erroneamente citata finora come Carrara, Colonnata al posto dei cavatori. Feci il mio intervento, in qualche modo fu per me un'occasione memorabile. Ma ora viene il bello. 22 anni dopo ho ripensato a quel momento per via di un episodio che sto per raccontarvi, ponendomi un problema cruciale. Se nel 1972 un veggente dentro quel cinema mi avesse detto quello che poi ho vissuto nel 94, cosa avrei dedotto? Vediamo cosa avrebbe potuto dirmi il veggente. Vedrai di nuovo questo film tra 22 anni, a Milano. Sarai in via Solferino, nella casa dove ha trascorso i suoi ultimi giorni Leonardo Sciascia. Sarai in compagnia di una consigliera della RAI. Sarete raggiunti da Adriano Sofri. Sulla tua auto porterai quei due al Teatro Carcano, dove in una sala gremita tu siederai in prima fila assieme alla consigliera RAI, l'editrice Elvira Sellerio, e dopo il film il Sofri terrà un discorso trascinante che farà esplodere la platea gremita. Questo è quello che avvenne effettivamente 22 anni dopo, e se me lo avessero raccontato nel 72 sarei senza dubbio arrivato a queste conclusioni. A. Abbiamo fatto la rivoluzione. B. Sciascia è uno dei padri della rivoluzione e la sua casa è un mausoleo. C. Il Sofri è ovviamente diventato il capo del governo. D. La RAI è naturalmente nelle nostre mani e noi ci mettevamo degli intellettuali di prestigio, mica come questi di ora che ci mettono i 68ini. E in occasione degli anniversari della vittoria, nelle cerimonie si proietta il nostro primo film. Su tutto questo non avrei avuto alcun dubbio. L'unica incertezza avrebbe potuto riguardare il mio ruolo. Come mai ero lì in prima fila? Le alternative potevano essere due: o ero un membro del governo, in cuor mio avrei sperato vicepresidente, oppure ero l'autista del premier o della consigliera. Il fatto che era in prima fila con lei dipendeva solo che con la rivoluzione anche gli autisti, come a tutti i proletari, sarebbe stato reso onore e giustizia. Come vi sarete accorti, non è andata proprio così. Per questo diffido di tutti coloro che prevedono il futuro. Come si vede, anche se ci raccontassero la verità, non saremmo in grado di capirla.
Se il veggente, ad esempio, avesse continuato nel suo vaticinio e mi avesse detto che stasera, a distanza, guarda te, di altri 22 anni, totalino 44, avrei visto per la terza volta il film e avrei parlato accanto ad augusti ospiti, tra cui il mio fraterno amico Michele Battini, avrei pensato magari che la vecchia classe dirigente aveva lasciato doverosamente il passo a una nuova generazione di rivoluzionari e io e lui eravamo diventati, che so, presidente e vicepresidente dell'ANPI. Grazie di nuovo a tutti, grazie a tutti gli ospiti, grazie a voi, adesso vi lascio senz'altro alla proiezione, grazie mille.